Nonostante l'incertezza della vigilia, in molti hanno sfidato il meteo raggiungendo la Riviera Ligure per il lungo ponte a cavallo tra i mesi di maggio e giugno. La vacanza è stata solo parzialmente rovinata dal maltempo che ha caratterizzato la giornata del 2 giugno, provocando un rientro anticipato e qualche coda in autostrada. Le piogge, tuttavia, non hanno provocato gravi effetti al suolo. La Liguria è stata risparmiata dagli eventi più intensi che invece hanno fatto sentire i loro effetti sul Piemonte prima e sulla Toscana poi. Noi abbiamo avuto diversi passaggi temporaleschi, nessuno di questi fortunatamente si è formato, è stato bloccato, ma hanno sempre transitato da ponente verso levante in maniera piuttosto rapida e con quantitativi di precipitazione nemmeno troppo intensi. In mattinata l'allerta arancione inizialmente prevista per i bacini grandi sino alle 15 di quest'oggi è stata declassata. Il transito perturbato ha fortunatamente solo lambito la nostra regione. L'osservazione dei modelli e le condizioni climatiche particolari del periodo hanno comunque motivato il massimo grado di allerta. Il mare ha delle temperature molto elevate per essere i primi di giugno e temperature che sono aumentate rapidamente nel giro di un paio di giorni proprio durante l'ondata di calore di fine maggio. Per questo motivo appunto abbiamo dato un'allerta arancione per temporali che è il massimo grado di allertamento e l'allerta si dà non tanto per la pioggia che cade quanto per i possibili effetti al suolo. La situazione sta progressivamente migliorando, ma per il pieno recupero della stabilità occorre attendere il fine settimana. Oggi e domani giornate prevalentemente soleggiate con appunto ampie finestre di sole. Nella notte un nuovo passaggio perturbato lambirà la Liguria, sembra nuovamente destinato a interessare maggiormente le regioni più a nord, però tuttavia farà sentire i suoi effetti anche da noi, quindi potremo avere nuove precipitazioni nella notte tra giovedì e venerdì. Venerdì su sabato ancora un po' di residuo di stabilità, sabato e domenica giornate tipicamente estive con possibilità di instabilità in corrispondenza dei rilievi montuosi, ma settore costiero prevalentemente soleggiato.